Ma noi siamo per la collaborazione, la sinergia con le associazioni, con i gruppi, collaboriamo con diverse associazioni, collaboriamo col gruppo letterario Sicilia Cuore Mio di Giusy Di Mauro, che invito di nuovo qui. Giusy, non hai parlato del gruppo tu? Parlane, perché è importante che portiamo avanti la Sicilia, Giusy Di Mauro. Salvo, mi metti in gioco in una situazione un attimino più grande di me, perché ovviamente l'emozione è quasi incontrollabile. Se prima balbettavo, adesso penso di fare ancora peggio. Per far questo tu mi inviti a parlare del nostro gruppo Sicilia Cuore Mio, gruppo letterario, culturale. Avrei bisogno dei miei due pilastri. Mio marito Pino Parisi e il nostro compagno di viaggio Mario Guillerno. A loro è veramente dato l'onore di tutto ciò che Sicilia Cuore Mio riesce a fare. Riusciamo a fare, io pregherei loro di venire qui perché mi sento un attimino più protetta, se è possibile, lasciando la camera magari posizionata possiamo parlarne. Pino Parisi ha in mano quello che è, diciamo, la regia di quello che è il gruppo letterario, in quanto il gruppo letterario si occupa soprattutto della rievocazione di tradizioni e folklore siciliano e soprattutto della conservazione di questi. Andiamo a scovare dove è possibile, dove appunto c'è ancora l'ascolto, andiamo a scovare queste tradizioni, la sensibilità che si può tramandare da padre in figlio, e credetemi, la Sicilia ne è piena di questa sensibilità. Noi abbiamo visto arti un po' dimenticate veramente nelle mani dei piccoli, nelle mani dei giovani, perché esistono ancora persone, capi di famiglia, che ancora credono nei valori e riescono a trasferire ai figli e ai nipoti veramente la ricchezza di quelli che sono soprattutto per esempio i mestieri di una volta un po' ormai dimenticati. Ma questa non fa altro che completare uno scenario che già la nostra bella terra ci regala di per sé. Quindi sta a noi solamente cogliere veramente il bello, e il bello lo possiamo fare anche attraverso una fotografia. Quindi io chiamo in causa il nostro Mario Guillerno, io lo chiamo il nostro ingegnere della fotografia, perché lui ci aiuta in questo viaggio siculo, aiutandoci ovviamente con la sua maestria, che è quella, la sua dote, essere padrone veramente della macchina fotografica, quindi immortalare tutti questi momenti belli che vive Sicilia Cuore Mio e portarli, quando Dio ci darà, come si dice, segno che è giunta l'ora, ormai lo è quasi, tutto dentro un'opera chiamata appunto Sicilia Cuore Mio. Sicilia Cuore Mio avrà questo viaggio dentro la Sicilia, dove si parlerà di tutto quello che ho detto finora e anche altro, soprattutto di eventi speciali, eventi importanti che la Sicilia vive e che ovviamente possiamo mandare come un messaggio subliminale nel mondo, che la Sicilia è da vivere, si può vivere ancora di Sicilia e il mondo ci deve credere a questa nostra Sicilia, perché la nostra Sicilia esiste. Lo abbiamo con la storia, parlando di Federico II di Svevia, lo abbiamo con tutti coloro che sono passati da qui. Gli è piaciuto, sono rimasti, hanno seminato, le nostre civiltà non sono altro che una bella miscela di tutti coloro che sono passati da qui, quindi un motivo ci sarà, un motivo ci sarà. Detto questo, io vi lascio un attimino i saluti anche da parte di Sicilia Cuore Mio, a nome di Pino Parisi e Mario Guillerno. Beh, tanti saluti, grazie per aver ascoltato Giusy, ha detto un po' di tutto di Sicilia Cuore Mio. Seguiteci e noi ci saremo. Allora, sempre a ricordo della serata, a ricordo della manifestazione, noi lasciamo sempre una traccia, no? Pino, tu lasci le tracce con i video. Perché dobbiamo divulgare questa cultura, però senza cultura non si vive, perché è un alimento dello spirito e quindi alimentiamoci di questa cultura, dell'arte. Bravo Pino, un applauso, detto cose belle. Allora, dicevamo, lasciamo un ricordo e quindi lasciamo appunto un attestato di partecipazione. Giusy Di Mauro.
all'esterno, il fotografo. Tagliaferro. Adesso Katia poi la richiamo con il gruppo delle presentatrici, che lo voglio dare. Perdonatemi, vi rubo 10 secondi ancora. Diciamo che dentro Sicilia Cuore Mio poi la mia presenza viene un attimino giustificata perché mi diletto a scrivere poesie, è la mia passione, quello per cui vivo oltre la mia famiglia, e quindi Sicilia Cuore Mio avrà dentro anche le poesie, diciamo, composte da me. A breve spero e chiedo qui ufficialmente a Sapoluzio di essere il padrino del mio nuovo libro, che ovviamente dovremmo battezzare, e speriamo di farlo entro l'anno. Tutto qui, arrivederci. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie.